sottomarina ha finalmente conquistato la bandiera blu, ma ha perso una vela. Stupisce la decisione di Legambiente, che quest'anno ha tolto una delle 3 vele alla popolare spiaggia veneziana. Un riconoscimento assegnato per le caratteristiche ambientali, la qualità dei servizi, l'accoglienza e l'accessibilità. Decurtate di una vela anche Cavallino, Bibione e Caorle. L'unica a mantenere 3 vele è Eraclea. Una baby gang ha seviziato e ammazzato le anatre di Nicola Previti, il mago di Ponzano, che si serve dei pennuti per i suoi numeri di illusionismo. Dei ragazzini sono stati visti nei pressi della gabbia e poco dopo il macabro ritrovamento. Una delle papere è stata massacrata a calci e bruciata. A questo punto Previti si appella ai genitori dei bulli: vengano a scusarsi, dice, altrimenti li denuncio. Il Lago di Garda ha restituito il corpo di Federica Giacomini, l'attrice hard scomparsa lo scorso febbraio, i cui genitori vivono a Vigonza. Il cadavere si trovava in uno dei punti più profondi, dentro una cassa appesantita da grossi pezzi di cemento. Proprio in quella zona era stato notato il compagno della donna, Franco Mossoni. L'uomo, con gravi disturbi mentali, si fingeva un biologo intento a far ricerche sul lago.